Sentiamo un po' cosa è successo. Pronto? Pronto? Sì? Chi è? Sì. Franca. Ascolti! Sì. Ma sono È uguali. il numero 167. Come? Ma tu qua stai telefonando in una casa privata, chi sei? È una mangeria? Ma io non sono la macelleria. Cosa vuole da me? Se non mi dici come ti chiami non ti ascolto, chi sei? È quello che è venuto per il telefono? Chi è venuto per il telefono? È il numero 167. No, tu hai sbagliato, Gioia. Cosa Ciao. vuole da me? Tu stai sbagliando. Sono una casa privata. Hai capito? Basta. Sono una casa privata, non sono quella dei telefoni. La richiamiamo. Beh, Sì, certo, hanno fatto sentiamo. amicizia. Pronto? Sì, Carmelina. Oggi è Chi Carmelina. è? Pronto? È quello che è venuto per il telefono? Senta, tu sei quella di ieri. Qua io sono una casa privata e basta. Ascolti! Hai capito che stai sbagliando? Non telefonare perché mi hai fatto seccare. Proprio annoiare. Perciò io non voglio sapere niente. Ciao. No, dai. Richiamiamo il giorno dopo, no? Chi sarà? Siamo arrivati a mercoledì. Siamo arrivati a... Pronto? Cosa vuole da me? Tu sei... Non lo so che sei. Una ignorante, non capisce niente. Io pagassi! No, tu non hai pagato niente. Io sono una come te e non voglio essere suonata la testa. Lo capisci? Massimo che è l'ora che io devo mangiare. Stia buono, perché... Stia buona. Se buono tu e la mia ancora. La disdetta! E basta, che l'hai suonata la testa da tanto tempo. Nonna Rosa, ti abbiamo fatto uno scherzo, sei sulla radio. Sì. Sì, cosa? Sì, cosa sono? Chi sei tu? Come chi sei? Nonna, sono Rosy. Va bene, tu io non so chi sei. Ciao. Nonna! Gioia. Ma come Gioia? Hai capito che è uno scherzo? Sì, ma un siete? Ma come dove siamo? Io sono a casa, ti sta chiamando la radio. Signora. Ma lui che ha fatto? Guarda, già una cosa andata, mi sa che devono chiamare a mia. Nonna, Rosy tua nipote? Rose, sì. Sì. Io e Luca ti abbiamo fatto uno scherzo, sei in radio. Pronto? No, non sono in radio. Ma sì. Chi è? Tu sei in radio. Sei su RDS. Sei in diretta. Ha telefonato tante volte, una qua e non so che. Cosa vuole da me? E va un culo. Vuoi chiederci uno scherzo anche tu? Scrivi subito a tuttipazzi@rds.it. Tutti pazzi per RDS.